Amici di Bella Sicilia, pasta incasciata. Dopo averla lavata, la buttiamo in acqua, nella pentola. 10 minuti, un quarto d'ora. Ci vuole più cotta perché deve venire tipo una pappina poi nel momento in cui la amalgamiamo. Già è cotta per poterla scendere e versare la pasta per poi amalgamarla in un secondo momento. La mettiamo da parte e versiamo a cuocere la pasta nella stessa cottura, nel brodo, nella stessa cottura. Da 10-12 minuti di cottura a secondo la pasta. Nel momento in cui viene cotta, poi facciamo il secondo passaggio. Un po' di sale. Iniziamo a preparare la smuzzatura che abbiamo sceso precedentemente, così nel momento in cui la pasta è cotta viene amalgamata nell'olio. Abbiamo messo le alice con l'aglio e facciamo soffriggere un pochino e poi aggiungiamo la smuzzatura. Queste qua sono delle ricette antiche, tradizionali, che li facevano i nostri nonni, poi i nostri genitori e adesso li portiamo avanti pure noi. Nessuno cucina più perché si sporca la cucina e vanno a cucinare tutte le cose congelate. Stiamo aggiungendo la zuccatura, la amalgamiamo un pochino, la facciamo insaporire e poi mettiamo la pasta. Gli mettiamo un pochettino di peperoncino. 10 minuti, 12 minuti e la scegliamo, la mettiamo a amalgamare ora. Ora cuoce qua un altro pochino. Sì, perché deve prendere il gusto, il sapore dell'alice, del peperoncino. Mettiamo del pecorino, amalgamiamo bene e già è pronta per impiattarla. E basta così. La mettiamo nella ciotola per impiattarla. Chi vuole un altro po' di formaggio glielo metto a piacere. E per noi il piatto è completo. Abbiamo messo l'alice, il peperoncino e poi l'abbiamo amalgamata con il formaggio pecorino.